Facciamo un attimino mente locale ai verbi ausiliari. Avei può essere avei o avei essere e avere, si dice, prima esse. Ecco, esse all'infinito, come si scrive? Come si scrive? Come si scrive? Si scrive esse. Esse, giusto? Esse. Avei invece è a vei. Avei, tu senti come no? Avei, non è avei. Tecnicamente in India tu pensi anche avei. Dici che ti serve un verbo ausiliario, quando è avere, ti dici avei. Ma se ti metti l'accento, più la mia geometrica, avei. Allora, l'indicativo presente, no? Mi son, mi, i pronomi non abbiamo fatti, vedi? I pronomi non abbiamo fatti, vabbè, vediamo ora. Mi, ti, tu, le, aspetta, professore pronomi, le. Lei e lui, le. Gniatri, o nuiatri, o gniatre. Viatri, viatre. Lu o luatri, luiatri, oppure lu anche. Lu come si scrive? Lu, così, no? Lu, luiatri, luiatre, atri, atre, Madonna, proprio diverso. Mi, sun, ti, si ripete il soggetto. Ti è. Ti puoi anche dire ti te. Ma ti è mica quello. Ti è mica quello. Ti è mica. Ti è si ripete. Ti. E poi oppure te, oppure te proprio te, ma anche mi son bravo, oppure son bravo, cioè non dico il pronome. Esatto, sono bravo, sì. Sì, perché non serve, si può togliere in quel caso lì per fluenza. Allora, mi son, ti, te o tie o te. No, ti è che fa per forza. Te. Se noi possiamo levarlo il ti, però è incompleta la frase, ma è un modo di esprimersi comunque. Le, le, la, gniatri, semo, viatri, sei, luiatri, sum e anche i due modi. Non so. Sum oppure en. In questo caso, perché ci siano due modi di esprimersi, non lo so. Però la scelta qual è? Anche qui è una scelta di carattere eufonico, no? Se io dico che due sono entusiasti, en è entusiasti, no? Sono entusiasti. Sondaggi, no? En sondaggi, cioè è come tra e fra, no? Dipende dal contesto, dalla parola che segue, e naturalmente ti scegli un modo che non sia in contrasto. Perché enti inutili, no, sono enti inutili. En punto endovenose, endovenose, no? Sono endovenose. Oppure sono sordati, no? Sordati. Capisci? Mi metto, scusa, Dimmi. le ti
Ti, ga è l'accento circonflesso. Sì. Chi ga anche i due punti. Sì, Lo stesso. perché è stata accettata come la meglio metro circonflesso. Ah, ok. C'è anche la forma Le, ma le meglio questo. Scrivi Magari più giusto. nei due punti che se anche le pronunce un po' lunghe. Ma è lunga comunque, non ti puoi sbagliare, la pronuncia allo stesso modo. Però la meglio esprimerla così. le, ule. Le ule, si ripete, le ule, mi sun, ti, Te. te o ti tie. Le, Le ule. ule, si ripete, le ale e poi basta. Gli altri siamo, gli altri sei, gli altri sun o e. Mi o si può scrivere così, ma anche come in italiano. Mi o le u la le u, vabbè, u non lo scrivo. Le u come cosa? Le u le u la Tiga. Non ci u la Ti, prima ti. le a la. Ti. Vedete di là, vai lì. No, il T non abbiamo detto. Come scrive ti? Allora, T, Ti, tiga. T, Ti. Non ci vedi. allora, io lo scrivo così, Ti. senza la H. Ti. Perché non perché metti H? Perché in effetti la H tende a indurire, no? Questa di T, O, T, le al la, che T è Ti. ti è, Ah, o non ti ti te, tiga. o ti te, ma ti ti riferisci ti cose? Implica già qualcosa. Io, tu hai e via. Titighe, ti puoi mettere anche titighe, va bene lo stesso, dipende dal contesto della frase. Gnatri, emu, viatri, ei, gli altri o le altre, che poi chi noi usa la H ci mette la A, mi preferisco usare la H qua. E non uso la H davanti alla E perché è una E liscia, TTE, ni o, le alla, eccetera. Poi gli altri casi ci saranno, non possiamo, se la analizziamo tutti siamo freschi. Una cosa, una frase che, un'espressione che può essere anche una domanda, non che mi fai gli altri, ma avevo o eivo? Si dice mi avevo, due casi, mi eivo, avevo o eivo? Avevo, vabbè, avevo, eivo, eivo, sono accettate tutte e due. E come nella forma del fare, no? Mi favo e facevo. Qual è la giusta? Va bene tutte e due. È chiaro che se io scrivo un qualcosa, no? Che ha un capo e una coda, un inizio e una fine, e devo scrivere l'imperfetto del verbo fare, se io comincio con favo, non posso poi usare facevo, devo continuare con favo, e se comincio con facevo, cioè bisogna essere coerenti. Nei possessivi, mio, me oppure me, anche in questo caso si usa uno o l'altro a seconda della parola che segue. Me, cioè, me medesima, no, me medesima, a me medesima, che ne so, cucina, no, a me medesima, oppure a me meglio se, a me meglio se, no, a me meglio se. È una questione di eufonia, anche qui. Anche qui sì che è una questione di eufonia, però sarebbe opportuno in un trattato usare sempre lo stesso, lo stesso possessivo, la stessa forma.
Poi che magari anche in una zona diciamo favu, Sì. Ma sì, ma poi dipende dipende da... È un po' come abbiamo detto il caso della metatesi, no? Vredu, Sì, vredu. a ne utili non vediamo mai fabbriche, vediamo fabbriche. Ma quelli di utili, noi ne ora, il primo che troviamo non sa manco dove. E quindi di conseguenza, non so se vi avevo detto anche la motivazione per cui sono accettate tutte e due le forme metatetiche. Perché si è scoperto a un certo momento che qual è quella giusta? C'era un pareggio, 53% e 47%, quindi va bene o male, va bene, guarda, sono accettate tutte e Non è due. più normale fabbriche. Dalle italiane fabbriche. Sì, ma in Fabbriche senese, fabbriche. e vabbè, ma in Non è senese, le ti che fabbriche. dici dentro o dentro? Trento. Mica dico ci dentro. Dentro è un po', Sì, dipende molto. Vedro, quella del vetro, no, quella del vedro, bene che vedro. Giusto? È una come fabbriche. Cioè, la R Concesso. è stata ballerina, però è tornata indietro. Vreddu? Non l'hanno buttata via. Se la sono tenuta. No. E l'hanno messa. Parò dei senesi, è questo periodo di cui Papa. Ah, Sì, avevo detto per i suoi trascorsi, perché che piaceva, che si era piaciuto fare una gelà, perché vedeva come te parla anche lì, appunto. Perché? Perché le origini genovesi, Da me. da me, e Palante. Sì, Una gelata. abbiamo sentito. Gianni da Assuntina invece, quando lui è piccino, ha detto, mi da grande, da grande è giusto studiare da povo. Come da povo? Perché quello povo, quello del figlio da Gesù, che ha sempre un capello pieno di palante. Gianni lì è Studiato fantastico. Gianni con la partoria delle cose, anche un venne parlavo Sì. con altri qui. Quindi Gianni di che un po' stufa, cosa fa? La stufa. La stufa d'estate stufa, la stufa d'inverno non stufa. Sta ragione. Filosofia Sì, fanno lineare. grinta, Sì, lineare. Participio passou de esse, ulè, quella, essere, participio passato, in italiano. Stato. È in senese? Stesso. Stato. Participio passato. Stato. Invece in italiano di avere, Avuto. in senese? Avuto. Avuto. Avuto, che è stato da subito accettato così, anche se noi potremmo scriverlo con due punti, no? Perché ha avuto, è caduto, però il participio passato io l'ho sempre visto nei riquadri scritto così. Se ti metti due punti non è che sbagli, perché se fai l'analisi fonetica non è avuto, perché è caduta una T, una consonante, no? E allora con l'accento Con l'accento grave. Cioè, se ti che metti a dire, sì, non ti sbagli. Ieri, no, con la dire va bene lo stesso. Va bene lo Però O accento grave o iesi. Avuto. Avuto. Si pronuncia con un... Ma non è con la proprio... bocca, tipo quando fai francese. E avuto è un po' più corto di 1,5 se andiamo a vedere. però Avuto. Partio. Partio lo senti che avuto è un po' come parlò, quello O che non ti capisci dire che uno è 1, l'altro è 0,5, Scusi un po'. non si capisce bene. Poi facciamo i pronomi, dai, pronomi. Allora, io, mi, tu, chi, lui, lei, pronomi personali. le, lui, lei, due doppie, promiscuo. Gli altri, noi altri, che se al limite ti puoi anche scrivere gnatri,
voi altri, V e V, e poi va in peggio. Lu, loro, a volte anche loro, in Tegovia si sente di loro, diciamo, o lui altri, gli altri non si dice, come, cioè non è gli altri non suona. Loro, gli altri. Direi che questa è la meno papabile. Cioè, le più usate sono queste. Lu e gli altri. Dieresi. Dieresi, Loro, sì. loro, oppure gli altri. Gli altri. Che va a dieresi perché chi, il loro italiano è la che, no? Allora, questo, i pronomi, come in italiano d'altronde, sono i pronomi di quando una persona è, cioè quando uno di questi pronomi è soggetto. Mi, faço, ti ve, le, canta, gli altri, partiamo, gli altri, sta qui, e lui che ne frega niente. Cioè, poi ci sono i casi in cui il pronome diventa, come parlando di analisi logica, dativo. Cioè, a me gusta il gelato. A me piace il gelato. Te gusta la fugassa. Ge a lei, a lui e a lei. Ge gusta a Carla che gusta la fugassa. In senese si dice a me, a Carla che gusta. In italiano no, a Carla piace la focaccia. Allora, me, ge, gli altri ne piace a noi, ve piace e agli altri torna che piace. Questo è dativo, a me. Non so se hai fatto latino, però è a me. Sì, a me. In italiano è analisi logica complemento di termine. Giusto? Quello che nessuno mi dice riesci, magari dico la bellina no, è complemento. Piuttosto che parlare male, taccio. A chi? Risponde alla domanda a chi? A me, a te. A te. Poi c'è anche il caso in cui io sono complemento oggetto. Luigi, me distrugge Ciupacoletta in bicicletta, no? Distrugge me, io sono complemento oggetto. Luigi te dà e carobe Supercoletta, che anche giocati, però Carube, cosa dici? Hai detto carobe. Vuoi dire Carube? Vuoi dire Carube? No, carote non esiste, carote semmai. È un lapsus. Si dice carube. Carobe, classico. Ughe, Luigi, Ughe dà agli altri e gli altri scorrendo. Cioè, può essere sia dattivo che complemento oggetto. Mi, però gay specie gli altri. Gay è una forma che poi avviene da sola di lui, terza persona singolare. No? Se mi dico le un qualcosa, facciamo un esempio. Cosse l'affetto usena. Cosse l'affetto usena. Cosse l'affetto usena, come lo scrivo? Zena. Cosse l'affetto dove U è?
l'articolo, no? Sì, era vero. Determinativo. Cosa l'ha fatto Usena? Luigi usa. Luigi usa. Allora, va bene così? Ossa. Luigi usa. Non dico usa. Luigi usa a lezione. A lezione. Luigi usa a lezione. Ma il risultato Usena? Luigi usa. Luigi sa questo. Questo è complemento oggetto. Questo è così perché... E a lungo. Luigi usa. Non è usa. Luigi usa, no? Usa. Allora. Ive se fosse, che sa, che ne so, le strofe della canzone che ha vinto Sanremo. Io sa. Ue sa. Ah, ue. E sa. Le sa. E sa. E invece i numeri del lotto, I sa. I sa. In base a... Nel parlato, se ci fate caso, siamo abituati a dire uesa, ei, sa. No, ei è lunghina, cioè ei non esiste. E sa. Ma prima... Uesa. Però no, uei. vuol dire sempre. Come? Certo, lui, Lui. le sa. E I, a seconda delle parole. E sa. Sì, se no si ripeterebbe anche ei di nuovo, o che sta per lui. Eissemu, no, essemu. Solo che nel parlato non siamo abituati a dire essemu. Questa cosa qui è essemu. Ti suona meglio. E insomma, siamo abituati a dire eissemu, ma non si può scrivere È per eissemu. una cosa anche di orecchio, perché diventa quasi una cantilena aggiungendola. Sì. Diventa, il suono diventa più fluido, vedendoci. Ma quante volte per i tempi passati ho scritto eissemu, Ousemu. Dipende quante volte. Quante volte? Sì. Non quante volte. È il classico caso in cui puoi dire volte, puoi dire otte, non è una metafesi perché non c'è un salto di... Per legare la lingua, secondo me, la fonetica della lingua. Il fatto suono. di aggiungere, Sì, ma esatto, di aggiungere qualcosa. se guardi la pronuncia, diciamo così, eifemo, quelle cose, eifemo, Perché in effetti si tronca un po' con Sì, è vuoto. più famosa fonetica. eifemo. sì, perché gli dà... Se ti vai a sesti levante invece, che dice eifemo. Ma questo I, non lo vedete con e staccò eifemo. Che dice così? Così anche passa in inglese, guarda. So che dice così perché è un'amica del sesti levante Che che te suona che parla così. I posti e cambiano i dialetti e le cose cambiano, voglio dire. Se ti che fai una domanda e fa i compiti, Eifemo. invece ti risponda sì e fermo. Eifemo. Però non è giusto. Eifemo. Però non ti viene, a me Sì, non sì, viene. è meno E orecchiato. aggiungiamo. Buon caso le parole in genovese non costano Sì, è niente. come l'accompagniamo. Sì, sì, ma è Non vero. costano niente le parole. Diventa più sonoro. Ve lo mai parlò, visto che stiamo trattando di pronomi e verbi, del fatto che in genovese non esiste il passato remoto? Mai parlato? Qualcosa, Allora, forse andiamo- Tito osserva, ne Può darsi che mi ricordo. parlo Sì, nei corsi che 10 hai anni fa. frequentato. 10 anni fa. Allora, in genovese, se ci fate caso, non avete mai usato parlando usanese il No. passato remoto? No, Mai. io Ti dici, ma allora, Luigi, ti che adesso ne parlo usanese. La frase, ti ma tradui, no? Mi arrivo in italiano e la dici in usanese. Garibaldi partì da quarto nel 1860.
Ribagli, una partita quarti, Il mio passato remoto, ti dà 2 avioni, è passato prossimo. E lei ha detto, vabbè, ma le van 6 Garibaldi, quindi non è tanto. Vabbè, facciamo. Cristoforo Colombo scoprì l'America nel 1492. Cristoforo Colombo con la scoperta dell'America nel 1492. E lei ha detto, vabbè, ma 1492 non è proprio vero, ma vabbè. Dio creò l'universo. Ecco. O Signore o la creò l'universo. Tu non puoi obiettare niente. La creò. Non era ieri. Ci vuole vicino del piano. No. Quindi non esiste. C'è stato Martin Piaggio che ha cercato di infilarlo da qualche parte in passato remoto orribile. Come diresti? E allora, c'è una poesia, A Mosca e Ube, di Martin Piaggio. Forse ha qualcosa qui, aspetta un attimo. Martin Piaggio, che è stato un poeta, diciamo un grande, 1770, visse a cavallo tra il 700 e l'800. Che pagina è, mi dico? 7-8. È stato quello che ha creato il Lunai, non so se vi ricordate. Il Lunai d'Ushu Regina, lui si impersonava questo personaggio qui che si inventò, ma i Lunai non erano quello che noi chiamiamo Lunai, che è il calendario, era commentare diverse cose che avvengono durante l'anno, un po' la storia, ma anche altre cose, una cosa non si vede tutte le ciù. Ecco, lui ha scritto anche tante poesie, e una delle quali è A Mosca e Ube, dove ha usato il passato remoto. Ora ve la leggo e vediamo che vedo 1, 2, 3 pugni in costume. In a Mosca d'estè, stanca e affannà, in c'è corne del bue a Sandò a Possa. E a che disse, se mai te peso troppo, dimmi che me ne vado de galoppo. Sciolla, rispose Ube, ti me fai rie, e chi sapeva che ti fuisci tie? E a morale a lei, quanti nesci di un mondo che pa, ci ben che son vescighe de pesà, cioè non significa niente, è convinta di essere qualcosa o qualcuno. Quindi, Sandò a Possa, a che disse, rispose Ube, rispose. Tra l'altro, che ha scritto rispose, non rispose. Come si pronuncia tra l'altro? Rispose? No, così si pronuncia rispose. Ma Rispose? chi lo sa? Sì, però non c'è niente sopra. Ma no, ma non c'è niente, ma scusa. Come ponte? Tu lo senti? Ponte, punto. Ma sì, certo che sembra messa lì per caso. Ma è una O che si legge U? Sì. O una O che si legge O? Se Non non lo sappiamo chiamate mica. l'accento, niente. Io avevo scritto rispose. Risponde. Rispose o beh? Risponde. Rispose. Cioè, risponde, quella risponde. Se fossimo coerenti, leggeremo rispose. Ma rispose non è un pugno, ha un puncio forte. Rispose. Sì, è il verziato. E che disse? E che disse, vabbè, no per dirvi. Infatti strano. Quindi il passato remoto abolito. La parola chino, vescica. 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 È una vescica. In italiano vescica. La vescica. Vescica sono modi di dire, per beh che sono Cioè, vesciche. irrilevante. Si vede che sono vesciche, cose di poco conto. Sì, le vesciche c'è una cosa piena d'acqua. Ma sì, è niente, è una pustolina. Sì. Quindi, e che pare essere qualcosa, qualche più. Morale da fuori. Io mi sono fatto la domanda perché non esiste passato remoto. Avrebbe potuto benissimo esistere, magari sarebbe stato sempre usato e in una forma armoniosa, come sai, noi altri lo coniugheremo comunque. Allora, la mia interpretazione è puramente personalissima e romantica. Allora, perché noi usiamo il passato remoto? Perché il genovese è attaccato, molto attaccato alle proprie radici. E quindi radici vuol dire
trascorsi, no? Sì, certo. È talmente attaccato alle proprie radici che il suo passato lo vuole vicino, Sì, sì. lui non stacca. Quindi non può avere un passato remoto in stacca, deve avere un passato prossimo. Cioè anche quello Sì, perché quando sono mio cose figlio più vicine. 70 anni fa, per me è passato prossimo, me può, ma detto quello che me può. Ti dice un madito. Ma detto, cioè, pa vedi. Come disse. Sono talmente attaccato Come disse. alle mie radici, ai miei ricordi, no? Sì. Alle tradizioni, chiamatele come volete, che per me è una mia interpretazione, poi ognuno poi dice quello che vuole. Però io ti dico la verità, sono orgoglioso di aver trovato una soluzione del genere. Perché io lo sono così, io sono così. Anche in seno più, non è più bello, in seno da Passato remoto. No, No, passato prossimo. il passato prossimo. Tra l'altro, vabbè, che È anche parecchie regioni non lo usano, il passato remoto, non siamo solo gli altri. Mentre invece che i siciliani, per esempio, ma anche i toscani usano il passato remoto, anche se ve ne continuano. Alla Daria un mesimo, nonostante il fatto del passato remoto. Mia vicina arriva i parenti in Sicilia, la nonna di Gianlu, e devono andare però in porto a pigiare con arrivava la nave, va bene. Va qua a macchina, in macchina che resta a nonna Vegia e a Marianna, la nipotina che è a piccina. E lì, in Sciume, a un certo momento si avvicina in inglese, lei ha tirato sul balconetto, e un inglese, excuse me please, e a nonna ha detto, sì! Thank you, e se ne va. Sarà cattivo. Ma se gira da Marianna e che dice, che disse? E quello volta mi ha valutato quello, sì, vabbè, questa cosa l'ha detto a Fado. E lei, che disse? Dico, cosa dire? Non capivo bene. Vedi, anche lei va appena detto, gli ha passato 3 secondi, ma manco, che disse? Ha usato il passato remoto. Ha usato il passato Loro remoto. lo usano. Sì, dopo 3 secondi era già remoto. Gli altri, o se io 400 milioni di anni fa, passato remoto. La credo. Sì, penso che sia anche un modo di rendere la lingua tutta in un certo modo, di dare una Ma penso che ogni regione, ogni locale ogni dialetto abbia la sua propensione ad esprimersi, no? Sì, certo. Evidente. È come da noi, tra l'altro, in genovese, quante che ne parole che chi si dicono, l'hanno si dicono. È vero, assolutamente. O se dicono in un altro modo. Ecco. Ti sai con Carlo che lotte che abbiamo fatto per via di Garbu? Garbu, Pertugio, oppure... Non foro. Pertugio, Garbu... Forse. No? Vabbè, comunque. Belgio. Non so se lui era pro Belgio o pro Pertugio. Però Garbu, ma quando è mai Garbu? Sta sentito. Sta sentito. Garbu, metti che godiamo solo a Praga, ma vuol dire solo a Praga. Arriva a Rollo. C'è il Garbo. La Madonna du Garbu. Sì. Ma sai perché si chiama Madonna du Garbu? No. Perché? Non Perché hanno fatto poi la chiesa, hanno trovato una statuina della Madonna dentro l'incavo di un albero in Tengarbu, da cui Madonna du Garbu, addirittura Madonna del Garbo in italiano. Divento italiano. In italiano, non è diventato italiano. Allora, Si è nobilitato. Garbu, Che suona anche bene. quindi a maggior ragione Garbu è la prima. E poi Belgio e Pertugio è in serie C e B e C. Si pertusa in modo particolare. Bene. Questo per dire che ogni zona ha il suo frasario, la sua Sia il suo modo di il modo di dire, che va rispettato.
Cioè, se mi è una cosa che dico A, e gli altri che dicono C, dico, ma non è proprio... No. Allora, qual è il problema? È che se io chiamo una cosa diversamente da come la chiamo io, l'importante è che io, se devo scriverla, la scriva in Corretto. genovese, in grafia corretta. Vi faccio l'esempio. E Amen Autri era il giorno di San Giovanni Battista, 24 giugno. Viene un devoto e mi dice, stasera che ho con fuoco. Falò. Con fuoco. Ma mica Natale. Ma fa no, con fuoco. Con fuoco. Che con fuoco? Con fuoco di San Giovanni Battista. Ma lo fa Fa no. Che dico con fuoco? Dico, me. Tu che io... No, attendibilismo è un amico tra l'altro, la pigione in garante, una cantonata. Poi parlando, la seguo con fuoco, ci fanno con fuoco. Aspetta un attimo, ma o seguo solo con fuoco? Sì, ma chi altro fa di San Giovanni Battista che dico con fuoco? Anche se No, non è Natale. Basta, tanto del cappello. Però se ti dici con fuoco o te fa uno, ti mi devi scrivere giusto, ti mi devi scrivere con fuoco. No, come te, perché a volte che dico così. No, a volte che dico così, ma però ti mostri bene, è questo il problema. Sì, Se mi a un can, chi che dico can, e a nervi che dice un coccodrillo. Coccodrillo non ti mostri bene. Cioè, coccodrillo non è una difficoltà grafica, no? Per dire, l'importante è che ti scrivi bene. È chiaro, ora ho esagerato con coccodrillo, ma per dire che ci sono delle cose al maniscalco, noi che a Praga diciamo faire à mu. Non vuol dire nessuno, non è su nessun vocabolario, faire à mu. Ma è anche il motivo per cui diciamo faire à mu. Perché tutti gli animali, i quadrupedi, no? Gli equini che portava, prevalentemente erano muli, perché i contadini usavano il mulo. I cavalli, sì, è difficile, sì, perché anche i cavalli, quelli che tiravano le carrozze, però erano pochi quelli, i mu erano tutti i giorni, tutti i momenti lì. Io sempre un mu, quindi per quello che dico, faire à mu. Allora, faire à mu come scriviamo? Magnisca. Faire mu, perché il mulo. Come le sole, no? Fare. Faire mu. E chi di fatto che dice maniscarpo? Maniscarpo. Ma non so la prende. Com'è? È strano però. Mi farà me, lo dicono gli altri, non l'ho mai sentito dire da nessuna parte. Perché è legato al territorio. Perché è legato al fatto che quello ferrava solo i muri. Esatto. Perché chi aveva Ma amici? uno che si lascia. Evidentemente Ma non so come che diciamo, non lo so. Ma a volte stravolgono tutto, e trofi in cassuli, i muscoli impindusci e via discorrendo. Pure sono confinati. Sì. Città di Voltri, Vale. sono città di Voltri. Sapete perché si chiama città di Voltri? Io non sapevo neanche che si chiamava. Banda, la banda musicale, c'è scritto banda, città di Voltri. Sì. Perché Voltri ha avuto, Un passato da città. gli hanno concesso l'onore di autodefinirsi città, cioè li hanno riconosciuto per i suoi meriti industriali cartieri. Voltri era la capitale della Liguria per quello che riguardava la carta, le cartiere. Infatti, che il proverbio che dice tutte strasse finiscono a Utri, che vuole indicare anche l'ineluttabilità del destino, no? Cioè, tutte strasse finiscono a Utri. Allora sì, perché Voltri aveva il privilegio, centro di raccolta, aveva il privilegio assoluto per far arrivare gli stracci e strasse. era la Repubblica Caloi. Sì.
di conseguenza facevano il papè, no? Il papè d'estate lo facevano qua. E quindi l'ha fatto il papè dappertutto, anche per documenti preziosi, documenti famosi, eccetera, fatto con un papè dei Voltri. E quindi gli hanno concesso di fregiarsi del titolo di città Voltri, che allora era comune, come Praula è comune. Se andiamo a vedere, si potevano anche dire città, perché cittadine, si erano comuni. Quindi Voltri e comunque adesso è rimasta, no? Città di Voltri, città di Voltri. Hanno ragione, cioè hanno acquisito dei meriti tempi che furono ai Re d'Inghilterra che facevano tutti ma gli editti e cercato allora, addirittura pare che abbiano usato la carta di Voltri per la carta dei diritti di Giovanni senza terra, Magna Carta. Magna Carta di Carta. Pare, cioè, ma pare, siamo seguiti. 1215. Sì, giù di lì. Sì. Magna Carta. Quindi ne ben donde, no? Voltri, per stimarsi. Sì, certamente. O anche restò all'Acqua Santa, il museo della carta. Il museo della carta. No, comunque che c'è anche qua. Bello, no, ma bello fanno delle cose. C'è il cantiere di... Come si chiama? dell'Acqua Santa. Grillo. Ma il museo la sciuga. C'è un là. Quella risulta dai bagni. Sì. È Sì. sempre funzionante la cartiera di Zero bruciata, era lo stesso incidente. C'è un incidente, è mancato, è morto ancora il ragazzo, no, c'è ancora. Allora, di cosa parliamo? Allora, parlavamo appunto Dei di questo verbi. liceo. Che non va Dei passato verbi. Ah bene, è passato remoto, no? Abbiamo Vabbè. definito che è passato del e adesso non so. Cantiamo un po'. Vogliamo Cantiamo. giocare un po' con una quartina di quelle là, non so. Sì. Sì, dai, sì. Spunta l'uomo de Gazeux. Oh, O cria, sun chi figlio. Spunta l'uomo de Gazeux, come lo scriviamo? Spunta. Spunta, non è bisogno di scrivere. Spunta. Sponta o... Qua o? Se mi dico... Quando mi sento dire, devo pormi la domanda. se Scrivo o o. Perché? Perché italiano Perché spunta, l'uomo. Spunta l'uomo. Forse siete siciliano. Uomo de... Che dissi? Che disse? Gazeux, come lo scrivo? Allora, questa Z che dico, questa Z, allora scrivo Z o scrivo un S sonora come Zenei, Asia, Gazeux, cosa scrivo? È un Z. Perché? L'italiano è Gazeux, Fonema. c'è fonema de Gazeux. Ucria. Cria. Cosa che manca? 2 punti. 2 punti. Ucria. Dai, io più lunga. Lunga. Sunchi. Son. Son. Sun. Mi sun. En non entra chi, Sun e terza persona plurale. Son. Io so. Chi, sun chi, 2 volte, figlio. Figeu. Figlio. Io, ta senti che gay. Figlio. Sun chi, qui, chi lo di qui. Allora, in italiano su qui e su qua l'accento non va, su là e su lì l'accento va sì.
Su qui e su qua la sentono ma chi è qui? Quindi, Però non è italiano, e non le manco qua, Q. Sì. Allora, in senese che due forme, chi Sono qui. e chi. Questo è pronome. Chi ha tirato la coda al gatto? Chi. Chi ha tirato la coda al gatto? Chi. Mi son chi. Vabbè. Chi si sente anche. Chi. Accento. Quando è Sono chi figlio. quando è pronome, quando è qui, qua, cosa è? Vabbè. Aiutami, avverbio. Vabbè. Avverbio, Sono chi. allora ci va. Allora ce lo mettiamo. L'accento qual è? Grave. Sono Sun chi, no, questo è il pronome, Sun chi, due volte, figlio. Ah, sono chi. E dedere, non e dedere, deveio de da Milan, è un rafforzativo. E de come lo scrivo? De re, Con due R. de re, e del re, quello du cocco, quello du cocco, quello du cocco, quello do cocco, cocco. Quello du. dopo, Cocco domo. Ma ugena, na, n, a, abbiamo detto che il verbo avere, lo scriviamo? A, ugena, solo, un, Solo. e in tocco, un tocco, un pezzo, no? In tocco. Allora, chi dà, non mi ricordo se l'ho fatto con voi o se l'ho fatto con quelli del Q. Non lo so. Vabbè, allora, Morgan ha solo un e in. Allora, com'è sta faccenda? Qui si scrive un e pronuncio un. Chi ha scritto un e pronuncio in? Ne abbiamo parlato? Gli articoli. Ne abbiamo parlato? No. No. Allora, Into. noi sappiamo che un articolo, no? Abbiamo visto gli articoli Si legge indeterminativi. e si scrive. Un cane, un, si scrive, e si legge in can. Sì. Chi invece ha detto un, solo un. Quando si tratta di pronomi o di aggettivi numerali cardinali, Solo uno. un, allora si legge un. Altrimenti In ogelo o la gioco c'è quell'erbo. Ma che ne ha di altri? Quanto che ne ha ogeli? Che ne ha solo un. In ogelo che ne ha solo un. Come Però, aggettivo numerale o pronome, chiamate come lo volete, però se legge un. allora qualcosa abbiamo fatto, vi ricordo Ne abbiamo parlato l'abbiamo detto che in genovese i numeri cardinali, i primi tre hanno il genere Sì. Sì. Maschile e infatti femminile. due dico e due. una, è chiaro che va anche dal femminile, una, due, tre, ma questo è una, però se devo dire mettere un articolo davanti a una parola, gli metto un e leggo in. Allora, come fa a saperlo? Ci guarda. Se è articolo sarà in, se è pronome o aggettivo numerale sarà Ma in. se scrivevi in, qua in, Come? se invece se scriveva in, proprio come... È fonetico. Allora a questo punto qua devo scrivere anche sulu, devo scrivere tocco. sì, era sbagliato. Se no la preposizione.
Mister avesse dovuto scrivere regole di grammatica da lingua senese, l'aveva semplificata, l'aveva fatta diversamente. Però ormai la Capisci così. bene. Poi ognuno sa dire, mio giù fa così, sa io da fare così, le meglio. Sarebbe più facile lo le so. scrivere come si Sì, sono cose che sono partite. Tra l'altro, Perché l'U che noi pronunciamo U e che scriviamo O, obiezione. Ma scusa, ma perché non che mettiamo U nella scrittura? Pronunciamo U, la U. Perché non è U. Noi non pronunciamo una U, è un suono che viene fuori perché è una O strettissima. È un po' come, faccio l'esempio, non è perfettamente calzante, però siamo lì. Sapete che in italiano c'è la O con l'accento grave e la O con l'accento acuto. Esempi: botte e botte. O a me quelli che dicono vi dico sempre, sia che si tratta di una botte, sia che si tratta di quella dicevo del botte, dico sempre botte. Però in effetti in italiano è divisa. Una ha l'accento grave, botte, e l'altra l'accento acuto. Infatti noi pronunciamo male a volte. Botte, botte. E i senesi, invece di avere l'accento acuto, una saetta, non so, butte, o vengono la U, e invece la U. Per quello che non si scrive la U, perché in effetti noi pronunciamo la O molto 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 stretta. Ma perché non lo capisce la botte. Come? La botte de vin, botte. Botte. Han fatto a botte, si dice han fatto botte. Guarda, ho ancora a saperla adesso se la botte si dice botte o se le botte si dicono botte e viceversa. Però è in italiano questo, Però non ho mai sentito dire ha fatto a botte, ha fatto a botte. Anche perché per dire ha fatto a botte devi assumere un'espressione anche mezzo deficiente. Ha fatto a botte. Però a volte pronunciamo male noi. Ma anche appunto. pesca. Ma tutte e due casi. Dico, Pesca, pesca. frutta, il frutto è pesca. È uguale. Però No, diciamo, noi pronunciamo male le parole. Ci sono delle parole che in effetti le puoi pronunciare benissimo, noi le pronunciamo sbagliate. Però verde e verde, però verde lo pronunci, ma non so botte. Botte. Io verde. Invece tanti dicono verde. Botte. Botte. Botte sono le botte. E l'altra? Botte. Ma hai detto lo stesso, hai pronunciato allo stesso modo, notte Botte, bene, dai, siamo lì, botte. Se vuoi differenziare le due pronunce devi dire, farle sentire. Botte e botte. Botte e botte, dai. Botte mi fa. Vabbè, ma non c'entra niente, lascia perdere l'italiano. Tanto per spiegarvi che in genovese in effetti è una O molto molto stretta, quindi non possiamo scrivere U, perché è una O. Allora, e che nessuno niente tocchi. Pensiamo, lo facciamo il contrario. Spunta! Puntare Sparisce. Si nasconde. Allora, Mejo Ancun sparisce, va bene, ma Mejo Ancun sempre tenendo come radice quello che hai detto tu. Uscumparisce. 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 Perché non sei vicino. L'uomo de Gazeux. No, A scomparisce a questo punto. A scomparisce. A donna. E Gazeux. Sì, Madonna. Coca-Cola. No, bisogna essere abbastanza, cioè aprire molto la finestra della fantasia. Dell'egua liscia. No, a Gazeux è l'egua. Il contrario a Gazeux, cioè lui beve solo Gazeux, no? L'altro invece? Vino. Spumante. Scusa, allora vino, va bene, vino, però a donna do vin, cioè
a gazzone, la gazzosa, se andiamo a vedere, è una bottiglietta, una bottiglietta dove dentro che è il liquido, cioè la bevanda, no? La gazzone. Quindi a gazzone, a lei una bottiglietta, infatti si dice una bottiglietta di gazzone. Allora chi ne damigiana? La damigiana. Una damigiana del vino. A donna da damigiana del vino. Da. Damigiana con la G. La lunga. No, Dammi. X. Mandigiana, cosa che metto? G. Ah, bravissimo. X del Tigi. Giana del vino. Fai più che- Comparisce a donna da damigiana del vino. Damigiana. Da si dice. Da damigiana. Da damigiana del vino. È strogoto questo. A cria. No, A cria? A Tage. Attage. 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 Allora non puoi dire su. Adage. Attage. Attage. Sun chi? No, va via. E non sa attage. Scappo. Sun chi? Ma se dico attage non puoi parlare. Se dico attage non Ti puoi puoi dire parlare. il contrario di Sonchi. Ma allora scusa, non c'entra niente. Noi dobbiamo fare il contrario di parola per parola. Non c'entra niente il contesto della frase. Allora senti, ma grida si potrebbe dire sussurra. Appunto. Non è Invece non Cria? è il contrario di Attage? No, attage no. Allora, sì, è vero. Sussurra. Gridare vuol dire parlare ad alta voce. Invece parlare a sussurra mi sembra un verbo. Come si dice? Parla Cianin. Boh, Non lo so. Dice Cianin. No, c'è qualcosa. C'è qualcosa. Ma sospira. No, Per sospirare un'altra cosa. no, Bisogna cercare sul vocabolario. Quando parlano come si dice? A ciacciara? Ciarla. Però non dà Ciacciara. idea. Bisbiglia. Ma che spiglia si che Non so come si chiama. Attage, no, parla Cianin. Sussurra anche. sussurra non è. Però insegni. Abbiamo un po' sul vocabolario. Andiamo al vocabolaio. Bisogna un po' sussurrare. Sussurrare, murmuggiare. Murmuggia. Sì. Prendiamola per buona. A murmuggia. A murmuggia. Io non l'ho mai sentito. Come si dice? Magari lo dice a Così, mormuggia con l'accento. Mormoggia? Murmuggia, A mormuggia. murmuggia. Su due G. Sì. A murmuggia. Mormoggia. Veramente io la vedrei più, le due G le trasformerei in due Z. La murmusa. Va bene, lasciamo perdere, dai. Murmuggia. A murmuggia. Sun chi? Non che su. Non che su. No? No. Ulè. Scappo. Su. Scappo, bravo, bene ingrediente, è un mese. Scappo. Allora, guardate bene il contrario, Sun chi? No, scappo. Non è così. Scappo. Sì, scappo. Figgette. Vegetti. Figgette. No, Figgette. Figgette. Vegette. Sun chi vegette? Scappo, veggette. Vegette. Vegette, come dici? Scappo Vegette. Veggette. E dedere è davanti. E davanti. Quella Ed è davanti. è davanti, È no? davanti. È davanti. Quella- È davanti. Quello do cocco. Quella Da. da. Mi sembra un cocco. Quella da. Fateca. Allora, qualcosa di contrario a un frutto esotico, no? Cioè dall'Africa. Quella da. Quella Ecco, da. questo che hai in Da caruba. no, Meia, da meia. No. Meia.
Un uga è un frutto norvegese, tipico norvegese un uga, no? È troppo Tutti freddo. quei paesi. Troppo freddo. Kiwi. Quella Leggete davanti. No, allora che Alle mettiamo, carube, No, no. Caruba. che mettiamo a patera. davanti a Pateca. Quella da Quella da Fatica. Pateca. Pateca. E quella davanti a Pateca. Ma Magena, Magena solo un, non solo una. che ne tanto. Magena, Tanto, un muggio. una camionata, cioè Una capanna, terra, una non so, capanna, cosa che una mettiamo? Magena. Una camionata. Una camionata, Non ce n'ha. De corde, agena de corde. C'era solo un Che ne po'. solo un. Solo un po'. Agena de esatto, le corde. pateche in taccorno che ne sta No, poco. ce n'ha. Agena de... No, al contrario. Questo ne ha uno solo, questo ne ha uno solo, il Ma contrario, che ne ha solo uno che un po'. ne ha Agena... Perché in contenuto che ne sa che tanto. de... una camionata. Magari un tumbarallo, fai un tumbarallo, La cavagna. una campagna che sta due Vicina pateche. de corde. Una camionata mi piace. E che mettiamo una camionata. Camionata, come lo scriviamo camionata? Camionata. Nega, solo, no, tanto, nega. Agena, na Agena. camionata. Una camionata, Camionata. solo la camionata e il tocco. E... E il Come si muggio. scrive Agena? A, Agena. Che? Che E, Sì, quello sì. Na, apostrofo, ne A sarebbe no, che? con l'H. na. Agena, Agena. na camionata. E Una il muggio. camionata e in E tocco. basta. E in tocco. E camionata è E in... una caterva. Una E in caterva. È una caterva. E E una E tanta. caterva. E da. Agena. Na, camionata, come si scrive? Camionata. 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 Camionata e in tocco. È una caterva. E Bella, bella. Si vede che hai un'ispirazione profonda. Allora, ora leggetemela un po', quella alla rovescio, Chi è il lettore, chi è la lettrice, chi è? La Quello gloria. Scomparisce... La gloria. Scomparisce a donna da Damigiana. De vin. A murmuggia. Scappo, vegette. E davanti quella da Pateca, Agena. agena solo una camionata e una caterva. Ah, si Solo capisce, uno no? sì. Solo ci Solo Se uno E non solo parola come mettiamo, aganana senza solo. Agena... sì, perché Una camionata e una caterva. solo significa significa Solo poco, uno. invece Tanto. solo lì non ci vuole tanto, ci vuole tanto, basta la caterva. Comunque se uno non sa, dici sti qua sono matti. Che la dite che sono segni? La gloria voleva leggere, No, leggiamo un po'. No. Leggila, Sì, C'è sempre leggi- sconfuderia. no, leggila però ieraticamente. recitata. Dai. A scomparisce a donna da Damigiana. Sì. Del vino. No, allora ripeto. A donna da Damigiana e del vino, dillo bene. A A scomparire. scomparisce a donna da Damigiana del vino. A murmuggia. Scappo, vegette. De davanti alla caterva, alla pateca. Davanti a No, quello. quella. A E quella, davanti. esatto, scritto male. Davanti. E davanti a quella pateca, Quella da... la pateca, a Ghenà, una camionata e una caterva. Brava Gloria, visto? D'Annunzio si rivolge. Però Maluccio. è bello anche quella dell'altra volta a finale. Striscia in terra. Beh, lì proprio coccodrillo. Quello coccodrillo, allora, quello coccodrillo l'ha detta lui, no? Però io volevo dire coccodrillo, ma dico, speriamo che arrivi qualche giorno, perché ecco, il coccodrillo è troppo bello. Ecco, poi vedo che parliamo un po', facciamo una lezione sui poeti tedeschi. Edoardo Firpo, mai sentito parlare di Edoardo Sì, Firpo? C'è anche la biblioteca, no? Quella del chat che era Edoardo Firpo. Le poesie, conosce Pra,
Beh, lì andavamo in una targa, no? Poi Però alla quella a Prago venne chi lo sento lo Ma soffrire. ti è Alla una cosa dai. Bucadase, Ma se Bucadase anche a Bucadase, che è Sì. anche alla targa, quei versi di... se io mi leggo delle poesie di Firpo sono toste, hanno un certo peso. Pensate che lui non è considerato un poeta dialettale, ma è un poeta che scrive in dialetto. Prima è un poeta e poi si esprime in dialetto. Gli altri tutti poeti dialettali, cioè poeta dialettale, poeta che scrive in dialetto. È riconosciuto così. E ha scritto delle cose veramente notevoli. È un personaggio, è stato un personaggio che è morto nel 71 o 51. No, sì. È contemporaneo. Era un semplice, un umile, un modesto, era un pittore, per vivere faceva l'accordatore di pianoforti e scriveva poesie. Qua poesia penso che abbia fatto più fame che l'urbe, no? Doveva accordare i pianoforti, avrà venduto dei quadri probabilmente, però la sua poesia è rimasta, cioè ci sono delle poesie. Per dirvi della metempsicosi, ce n'è una che dice «Ciami me un po' una mattina». Io ve la descrivo, faccio la parafrasi, ma sarebbe bello leggerla. In un certo momento dice «Quando per me sai a finire, cioè quando morirò, no? E non vedi io ciù quella, e fa chissà che una mattina ti che ti vai, figlio che ti vai per i vagni e per le campagne, chissà che una mattina non ti mi chiami e mi da un ramo di pin ti rispondo. Cioè praticamente lui ha la speranza di reincarnarsi, non è improprio di reincarnarsi in un albero, comunque di diventare una pianta, un albero. Lui non credo che fosse un credente, tra l'altro era uno di sinistra, ha scritto anche poesie sui martiri di Cravasco, cioè antifascista più che comunista, antifascista proprio. Era un merito questo. Cravasco? Dov'è Cravasco? Cravasco è nell'entroterra di Chiavari. C'è la deviazione che poi arrivi alla Bocchetta. E beh, può darsi, sì, non ce l'ho presente. C'è Ranesi, ma Sul via Cirrani. a un certo punto c'è Ai martiri di Cravasco l'ha scritto una poesia, ma l'ha scritto diverse poesie, e tutte hanno una chiave di lettura, sono belle perché alla fine lui descrive, no? Per esempio, descrive un tramonto, però poi alla fine c'è la chiave, cioè il tramonto gli ha creato uno stato d'animo particolare, per cui Lo spiega un po'. per esempio ce n'è una che parla di un aquilone e dice l'aquilone uso, eccetera, o la tenu Daufi, per come la c'è quella Daufi? Vabbè, no, allora ritiro, non me la ricordo bene. Un'altra invece che parla del gabbiano, Locking, e racconta che il gabbiano cosa fa? Va quando è un magro grosso, no? Va, sembra che voglia posarsi sull'onda e l'onda sembra che lo voglia aggrappare, prenderlo, no? Afferrare. E lui cosa fa? E lui tranquillamente e beatamente usarsa un pittino. minimo indispensabile. E lui dice, può essere anche mi fa così con tutte le mie magagne, eccetera, arsame sempre in pittino. Ma io ve l'ho raccontata così, ma sentita in poesia, in versi, è qualcosa di stupendo. Ci sono quei poeti che descrivono, no? Sì, e poi c'è il funghetto, pipuppa. Il poeta deve dire qualcosa, è un messaggio, la poesia è un messaggio. È un messaggio. È un messaggio. È anche semplice da interpretare subito.
La Tipo tu poesia? quello della Gabbiana Ma no, ma è semplice però. ma non profonda. ce ne sono frasi astruse per cui dici questo l'oria usciti. No, capisci tutto. Capisci Però tutto. sono pregi, dette con pregi, parole pregi, particolari, non sono dette. Come? Usa delle frasi particolari che non sono comuni, però le capisci Perché sono bene. immagini capisci bene. che Però le capisci uniche. bene. Quindi Mi sembra il quando poeta, capisci senza tanto. no, ti ha detto qual è il poeta Certe che parole sono scrive difficili. Ti serve che interpreti il qualcosa? No, poeta leggevo un po'. Trova un po'. L'opera. No, leggevo qua l'opera. È morto nel 57. 57, Poi io leggevo l'opera. No, ma la poesia dei partigiani. o di partigiani. Collegamenti esterni. È un po', non so se che fosse la poesia, quella lì del... Edoardo Firpo. Guarda un po', Edoardo Firpo scrivi, per esempio, l'Aquilone. Ma un poeta ti ha detto che la definì un poeta che scrive Poeta che scrive in in dialetto. dialetto. Un poeta dialettale Il poeta dialettale o la più è più dozzinale, terra a più- terra è meno pregiato, diciamo, come... sì, come tipo vabbè, tipo Vittorio Petrucci. Guarda un po' poeta l'occhi, dialettale. tu cerca un po' l'occhi. Oppure, vabbè, adesso leggiamo quelli, poi ti cerchi, chiamami un po' la mattina. Eccolo qua. Cos'è l'occhi? Sì, ecco una. L'occhi, lo so perso. Ecco, per a fosca marina in altra onda a s'avanza, a gonfia, a s'adrissa, a s'inarca, come una chigia de barca, e pa che se ovveggia berrà. Ma lei, tranquillo e beato, con una carezza de ae, ute che scrigia de dato. Ah, può essere fammi come l'occhi, per ogni onda che arriva, arsame sempre in pittin. È di una semplicità e ti arriva subito al cuore. Guarda un po', chiamami un po' la mattina. Che l'altro? Poi quello di partigiani, cioè San Bernardino, una cosa L'unica cosa di Firpo, ve lo dico già, non era un campione di grafia corretta. Però gli si perdona anche quello, sicuro. scriveva come Gavegnini. Scriveva, ma quasi nessuno era campione di grafia. Questa l'ho trovata, però non ho trovato l'Aquilone, però non perché l'Aquilone, chiamami la mattina. Ah, questa qui. Quando te belle mattine limpide di primavera, che lungo le spiagge marine appana farfalla ogni veia, e su un'inonda deluge l'anima a me e campagne, perché non vedi accenti, non vedi niente. L'anima umà e campagne, Per me allargarlo un po'. e pan sospese in telaia insieme a nuglie e montagne, l'antico dubbio me torna. Saia proprio vero che un giorno sa smortiare tutto per me, cioè è il dubbio, no? La fede che vacilla. Figlio, che per custe di monti ti bevi ai fresche vivagne, appena fiorisce le campagne, chiamami un po' una mattina, chissà, che da qualche riannello addirittura, da qualche rama del pin, non ti risponde in pittin, addirittura anche nel regagno, nel ruscello, si pensa che si possa reincarnare. L'hai trovata? Belle mattine limpide di primavera, che lungo spiagge marine vanno a farfalla e un sole inonda di luce l'anima, Sarà la Viezmica? spese in telaia insieme a nuvole e montagne, No, non lo conosco. più attorno, L'antico dubbio. che un giorno si smorti. Il dubbio che abbiamo un po' tutti, Però lui alla fine finisce con la speranza, non con la disperazione. Ma poi se ti trovi Proprio tu. l'Aquilone. Chissà che da qualche rianello, da qualche rama Sai per qua?
un ramo o il rame? Il rame, minerale. a pugnata del ramo, non del rame. Sant'Antonì, c'è un Sant'Antonio nel cimitero di Staglieno, no? Che batte o picca in scena campana. Sant'Antonì, Surbia Stageni, Sena Ciamin, che non sa deixa i partigiani. Lascia che dorma come sono morti con sacrificio da gioventù, che non si accorga che sa 70 de seppellirli su tormenta quando arrivi a quella mattina. Sant'Antonino, Surbia Stageni, ti canti l'inno di partigiani. E comunque ne parliamo un po', facciamo una lezione sui poeti, perché anche Niccolò Bacicò